Le regioni, e il Veneto in particolare, chiedono di contare di più nel corso della stesura del prossimo DPCM. L'incontro in videoconferenza con il Premier Mario Draghi ha visto il Presidente Zaia insistere su un'azione che preveda un maggiore ascolto di quanto non sia avvenuto effettivamente finora. Allora io penso che sia fondamentale che in questo DPCM si scriva a due mani, a quattro mani con le regioni, c'è ancora una settimana davanti di tempo, e che ci siano anche delle visioni in prospettiva. Ad esempio il tema di tornare a zone gialle e bianche può essere un tema, visto e considerato che sono scomparse le zone gialle e bianche. Il tema della scuola, di mezzo ci sono delle scelte da fare che devono avere l'avallo del comitato tecnico scientifico neocostituito e snellito, ma non possiamo pensare che sia unidirezionale la scelta, no? Cioè, penso che una situazione di equilibrio ci voglia. Ripeto, le regioni sono a disposizione. Intanto il Veneto pone le basi per il massiccio piano vaccinale, in vista degli arrivi anche di nuove scorte. Nelle prossime 3 settimane, dal 19 aprile oltretutto, arriverà anche il vaccino Johnson Johnson. Si vedranno punti vaccinali aperti almeno fino a mezzanotte, una modalità già sperimentata in passato con successo per quanto riguarda i tamponi in alcune ULSS. Sul fronte delle vaccinazioni stiamo lavorando anche al tema dei drive-in, di altre robe, di altre soluzioni che vi presenteremo i prossimi giorni. Ci vuole un po' di pazienza, vediamo gli assembramenti, però capite che è una volta nella vita, capiamo tutte le difficoltà, non si dica che non ci sono le carrozzine. Ieri ho avuto una segnalazione, non ci sono le carrozzine, sono andato a verificare le carrozzine, ci sono le sedie, ci sono le carrozzine, quindi abbiamo le bottigliette d'acqua. Ringrazio i tantissimi volontari, ecco, mi stavo dimenticando, grazie di cuore ai tanti ragazzi, veramente passeremo ore a stare qui se dovessimo citarli tutti, stanno chiamando e fate bene, perché soprattutto quando partiremo con i drive-in abbiamo bisogno di un sacco di volontari, perché si farà tutto restando in auto.